No, I'm not a writer. Oh, finalmente l'ho trovato, il famoso portabicchieri, eccolo qua, a due file, bianco, cioè una cosa sobria, non con colori aerospaziali, e guarda che bello, e questo me lo attacco là, e eccolo là, messo in una posizione abbastanza insomma nascosta, da qua tiri giù il bicchiere, lo prendi, in più la tenda può anche insomma nascondere, sta un po' zompeta, ma vabbè insomma, perché ho aspettato un bel po' per prenderlo, non solo per i colori, no, che non mi piacevano, ma anche perché non volevo riempire il camper di troppi strafanti, no? Però sì, insomma, ho sempre detto, vivendoci, no, inizi a scoprire poi le reali necessità, o comunque sai, quelle cose che effettivamente sì, ti possono dare realmente piacere ad averle, nel senso che sono comode, e il portabicchieri è senz'altro comodo, perché ogni volta i bicchieri dovevo arrampicarmi, andare dentro lo scaffale lì, trovarli, tirarli fuori, insomma, quindi questo adesso vuol dire molto. Hai preso paura, Amy? Hai preso paura, Amy? No, amore, perché vedi, questo testimonia la stima che ho io nei confronti dei biadesivi. Vabbè, adesso vedrò di trapanargli qualcosa. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. No, buongiorno, dai, senza buongiorno un cazzo, è una bella giornata. Allora, ragazzo, oggi ti porto al borgo di Cordovado, che c'è un'area camper gratuita, dovrebbe essere full optional, quindi elettricità, carico e scarico, e nel frattempo ci siamo fermati al bar. Cioè, curati il bar del Singano, ehi là Singano, che bei bar che hai, wow, e dove sei qua Yuri? Qua l'avevo anche puntinato io sto borghetto qua per strada, ma non mi ricordo. Aspetta che guardiamo nelle mappe. Allora, siamo a... Questo è il borgo di Cordovado. E allora noi? Che casino ogni volta, cazzo. No, il borgo di Valvasone stiamo andando, no al borgo di Cordovado, Yuri. Questo è il borgo di Cordovado, il bar, hai capito? E noi andiamo al borgo di Valvasone adesso. Lì c'è l'area camper. Vabbè, dai, tu. Arrivati ragazzo, facciamo subito l'acqua. Ciao vicini. Che incuriosisce sta roba, cos'è questo? Ah, che forte, per riempire i cazzi. Comunque quella invece è l'acqua dove noi ci attacchiamo adesso. Vediamo se qua c'è già. Perfetto, io uso la mia gomma. Eccellente, guarda, hai lo scarico, eccolo qui, e dopo noi ci attacchiamo alla colonnina, eccola lì che... Ah cazzo, sono due, sono tutte e due occupate, bisogna vedere se ce n'è una terza, no? Cazzo, ero venuto più che altro qua per la colonnina. Sì, ok, sono per 4. Bene. Cane! Oh cane! Bello il mio cane! Il mio cane di periferia. E si tromba sua via. Comodissimo. E questa è la mia super gomma e questo è il mio attacco rapido, no? Che ti dicevo, cioè tu prendi la gomma, clic e via, per staccarla, tac, e la togli. Adesso quando è pieno, poi quando è pieno vedi l'acqua che fuoriesce di qua, diciamo prima fuoriusciva spesso l'acqua, no? Subito, perché sai, ritornava, rimbalzava, no? E allora io gli ho fatto una modifica, gli ho attaccato una gomma tipo 30 cm di gomma dell'acqua e con delle fascette, così la gomma butta diretta dentro il serbatoio, così puoi usare l'acqua al massimo della pressione tranquillamente, e lei vedi non perde neanche una goccia, inizia a sbavare solo quando è proprio stracolmo, insomma. Ecco, già la senti dal rumore che inizia a essere piena. Guarda quel cane pericoloso, la fai là? Oh. Comunque ho già visto dove parcheggiarci, ci parcheggiamo con la vista parco, è bellissima st'area sosta, perché sei attaccatissimo al borgo e hai il parco davanti. Guarda là, hai anche quella dell'acqua, cazzo, sono andato a comprare l'acqua al Lidl, che mona. Guarda là, se sapevo. E poi andiamo a vedere se serve la tessera o se va anche coi soldi, perché costa tipo 1,5 litri, 6-7 centesimi su quei cosi là. Io ho iniziato ad andarci da qualche mese. A Jesolo, che è dove sto adesso, sai che se ti serve è dietro la chiesa di Jesolo Paese. C'è anche frizzante. Dai che sei pieno, eccolo lì.
Eccolo lì, dai. Riempiti. Guarda che non serviva a riempirlo fino all'orlo, così per il gusto di riempire. 3, 2, 1, no. Un po' come con le femmine, dici sempre è ora, invece dopo... Eccolo là, buah, pieno. Quindi si va qua, si spegne, ok? Così ti faccio vedere come funziona il sgancio rapido. Vedi, continua a pisciare, quindi è strapieno. Attento che adesso è tipo, diciamo, un po' in pressione, quindi ti metti in parte, prendi qua, tiri e lui pum, fa così. È utile anche... Beh, adesso lavo anche la ciotola del cane. Vedi che ho fatto bene quella volta a considerare la prolunga. Io adesso ho il cavo che è tipo 3 metri, però guarda, noi dobbiamo arrivare fin là, non ci arriviamo manco per il cavolo. Allora, come loro hanno il cavo lungo, direttamente lungo, vedi? Io invece ho ritenuto più comodo fare il cavo corto, che così se la colonnina ti metti in parte e in 2 secondi, proprio senza neanche rotolarlo, lo attacchi, e se serve ho la prolunga di 12 metri, che dovrebbe essere qua sotto il sedile. Adesso la prendo e attacco. No, non è sotto il sedile, è nel baule. Vabbè, andiamo nel baule del signor Zingano. Tac 1, però vedi, bisogna premere un po'. Scusa le riprese. No, non sta avere il mal de mare come al tuo solito. Dai, porta pazienza, andiamo, dai. Allora, questo così. E voilà! Le mie 2 super batterie e servizi, 2 AGM da 100 a scarica lenta a gel collegate in cascata, le mie scarpazze da wild che adesso non servono, e eccolo qui la prolunga. E dopo lì ho tutti i miei strafandi, le tende, la maca, un altro cappuccino per Emmy e eccoci qua. Vediamo se riesco senza... no, per tirar fuori. In più ho anche sto giochino qua. Dunque, che carini. Allora, 1, 2, 3, 4, mi metto sulla 4 così e dopo si tira su. Ok, boom. Infatti io controllo sempre. In teoria non muori, teoria. Allora. Com'è che va? Maschio. Quindi questo. Vedi che ce n'è uno qua, uno più grande, e quindi va sotto, in questo caso. Non riesco a fare le riprese e a farti vedere, quindi andiamo diretti e dopo, no, ci andiamo dopo, aspetta, buttiamolo comunque di qua, facciamo il giro per l'erbume. Poi cosa abbiamo qua? Femmina e maschio, quindi stesso giochetto, tac. Qui ho anche la clip, vedi, tac, e questa, anche questa con la clip. Vuoi vedere che ho fatto una cazzata? Aspetta. No, è che la uso spesso sta roba. Ah, ecco, no, maschio. Così mi erano venuti... mi erano venuti i dubbi. Tac, e via. Perfetto, cazzo. Eccellente. Questa mettiamocela più sotto. Eccola. Accendiamo la 4 che sono io. Tac. Ah, c'è anche un radio. Sono sempre grandi qua dentro. Una roba incredibile. Qua si chiude e via. Dopo una cosa che controllo sempre è che arrivi corrente. Adesso questa vabbè è un'area camper, quindi ovviamente c'è, infatti vedi segna il 220, quindi quando c'è il 220 io anche approfitto, quando sono attaccato alle colonnine, il frigo a gas lo metto a corrente, vedi, e lo alzo di temperatura di cattiveria. No, 3 così è troppo, mi ghiaccio la roba di brutto. 3, eccola. Troppo bello il mio camperino, cioè, mi innamoro sempre di più. A parte un po' le ruote che vedi, il camperino è anche bello, no? I colori, tutto quando vi piace, i fari, tutto. Ma le ruotine sono sfigate, ci dovrebbero 4 belle ruotazze larghe, tapponate, una roba cattiva. Vabbè, dai. Bon, quindi io direi acqua fatta, attaccati alla corrente, siamo attaccati, frigo è a corrente, ciotola di cane pericoloso, lavata e riempita. Cane! Andiamo? Dai, andiamo a vedere il giardino. Buongiorno. Sei a casa.
Andiamo bella sgnappa, dai, vieni a fare che faccia. Guarda il tuo giardino oggi, hai visto il tuo giardino? Ti piace? Abbiamo anche il tavolino fuori, sì, ma questo arietta, questo vento non è il caso di fare le pappe qua. E dopo vedi, quando se ti parcheggi qua nell'area camper, attraversi il parco, diciamo, e in mezzo a quelle case lì dopo c'è l'inizio del borgo, quindi sei anche attaccato, no? No, un'altra cosa prima di iniziare il trasferimento o comunque andare a fare un giro e tutto quanto, vedi anche i colleghi, quei vicini, hanno il cappottino interno per i vetri davanti e anche loro interno. Noi ce l'abbiamo sia interno che esterno, grazie ai nostri cari amici de Milan, vero Emmy? Che non mi viene l'accento milanese. Allora noi mettiamo prima quello esterno e come fare, non so, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più, sei nel pedale della bici. Lei è un cane loco, un perro loco, a volte su loco, un perro loco, spacca, distrugge, porca troia. Non si è fermato mai un momento. 500 brum brum. Te la ricordi, Amy? Era la canzone di Elio e le storie tese, dedicata alla Fiat 500. È la macchina che avevo io, la Yuri Mobile 1. Mettiamo il cappottino alla casa, Amy. La 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 la. Per la gnocca sono passi, un portiere, un attaccante, e campioni di diventare la squadra nazionale. No, ma aspetta, tu non sai neanche cosa ho scoperto, occhio, porca troia. Cioè magari i signori lì che riempiono le bottiglie non hanno letto, ma rifornimento acqua potabile, anche massa. Gli cambio subito la ciotola di cane pericoloso. Vedi, magari alla fine, non so quanto ti interessa. Le acque, alla fine ho deciso di metterle qui, vedi? Acqua, quello è un latte di soia, quello le bozze di wine e carta e Scotex, tutto là. C'è che il legno però che mi ha fatto il falegname si sta piegando col caldo e scollando. Più che altro questo, guarda che disastro. Guarda, che disastro appena fatto. Devo trovargli un qualcosa... A parte di dargli un'altra passata di colla, ma tipo delle vitine con dietro il bullone, so che magari sarà antiestetico, e magari sopra le vitine un bullone ci metto, non lo so, devo inventarmi con calma qualcosa, giusto per non fare un pastrocche, capito? Quando ho chiaro come fare lo faccio. Cioè no, aspetta, c'è anche il wifi, non ci credo, fantastico sto posto, veramente.